Buonasera, bentornati a Novis. Tre persone sono restate ferite in maniera grave in un incidente di macchine capitato non sera a San Daniele in frazione di Vilegnove in via Ortigara. La strada è stata sierrata per un tocco con problemi spal traffico. In tall'incidente, un frontale succeduto in una curva si sono trussati su una Mitsubishi menade di una femmina di San Daniele di 46 anni che viaggiava insieme con un uomo di 64 e una Fiat 500 menade di una femmina di Ruvigne di 67 anni che portava una compaesana di 60. I due che viaggiavano in bande le autiste della 500 sono ricoverati in prognosi riservate. E all'estate Tiatat San Esal Torli Sundis di Nosera un uomo di 50 anni di Padue che per Cirillo ieri è scattata l'allarme a Sapade a Sisemiegge di ieri di sera. Si era metus in movimento la stazione di Sapade dal Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico e militari dalla Scuola Alpine de Guardie di Finanze. L'OMP aveva domandato soccorso al 112, disin che si era perduto dagli sbandis dalla gutta di pesche sportive. La sua macchina è stata chiatata dalla zona dove si partisse per riparata al monte Sierra. Così sono schiatati le ricerche che sono ladis a buon fine. E 5.400 peluche no, in regole con le norme dall'Unione Europea sono state distrutte di mattina dall'ufficio dagli dogani di Udin. I pipinoz che venivano dalla Cina non avevano le etichette con le avvertenze perché lo doping e le indicazioni dall'età minime per zuia. Il laboratorio ha dimostrato che non erano in regola con i standard di sicurezza perché potevano, in questo caso, piccoli tox che potevano essere parasiu dai frutti con pericolo di schiafoiaio. E l'Aris in azione con un bottino di 26.000 euro sinta la Biker Fest che l'ha acclamata a Lignà. Appassionati di motors e di tutti gli sbandis d'Italia, presenza anche tanti espositori, giusto un di loro, un toscano con un ristorante mobile all'estate chiappata di smire dai malviventi. Gli arrobas beci in contanti per passe 26.000 euro. I beci ieri il guadagno dal lavoro che aveva fatto dalla manifestazione. Io avevo messo via dentro il sommercio di trasporto al ristoratore non è restato che clama il 112. Sono 36 nuovi infettati di Covid-19 saltas fuori in Friuli, Venezia e Giulia e negli ultimi 24 ore, quindi più di 10.000 tampons fatti. 12 le persone ricoverate in terapia intensiva, intanto che sono 50 che sono ricoverate in ospedali di altri repars. E sono risultati positivi anche un infermiere, un tecnico di aziende sanitarie universitarie Giuliano Isontini e un operatore sociosanitario di aziende sanitarie dal Friuli occidentale. E doc negativi si tampons fas mattine in le scuole primarie De Amicis di San Zorz dalla Richinvelde. I test fas sui insegnanti, sui studenti, dal personale, dal Dipartimento di Prevenzione di aziende sanitarie dal Friuli occidentale, dopo che era saltato fuori un caso di positività di un frutto la settimana passata, e hanno parato via la pore di altre scontaminazioni. Dopo il tracciamento, ieri infiniti in quarantena più di 50 frutti che avevano avuto contatto con i studenti positivi in classe oppure sulla corriere. Con domande di loro e podaran e tornare a scuole, alle lezioni regolarmente in presenza, come la faccia del dirigente scolastico dall'istituto comprensivo Meduna Tagliamento. E il candidato sindaco di Trieste, Ugo Rossi, è stato arrestato e portato in caserme dai carabinieri della capitale regionale dopo aver fatto resistenza e essi saltati in tora dai militari. Rossi era in all'ufficio postale di Via Sanzio per dai supports a una femmina che si era presentata al sportello Cence la Mascarute. Rossi ha fatto compagni e quando sono arrivati i carabinieri si è rifiutato di mettere su e di fermare la diretta Facebook e era da ora a girare e a registrare per documentare la scena. Di lì a poco la situazione è passata il segno, il candidato sindaco è saltato in tora e due militari a forza di pidadis e di pugnis. A quel punto lo hanno bloccato e venuto in caserma e là che si è sentito male. È stata allora portata al primo soccorso dall'ospedale di Catinara.
E Anna Ciriani e torna a Cori pal Comune di Pordenone. La professoressa che era stata esclusa dalla competizione elettorale per la carica di sindaco è tornata a Metti, dal Friuli Vignesi Giulia. La candidata era stata scancellata dalla commissione elettorale per qualche inadempimento burocratico, dal Ciapalussulis Firmis e dalla presentazione dei documenti. La candidata è poggiata dalla lista Amiamo Pordenone e ha detto di essere contentone della riemissione e sfiderà il sindaco in carica Alessandro Ciriani, poggiato dal centro-destra, Gianni Zanolin dal centro-sinistra e dai 5 Stelle e Vito Clauti di Coalizione Etica. E a lei di 750.000 euro il band pubblicato dall'Arlef e finanziato anche dall'assessorato regionale dalle infrastrutture del territorio per comprare e mettere la segnaletica verticale bilingale italiano furlan dalle normis per la tutela della lingua furlane, non sconte dut e il presidente dall'Arlef, Eros Cisilino, sconte lui. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, l'Arlef in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare con l'assessorato alle infrastrutture e al territorio, ha buttato fuori proprio un bando importante di 650.000 euro per le amministrazioni comunali che hanno pensato di poter cambiare i cartelli, la cartellonistica verticale, la cartellonistica di entrata e uscita dai centri abitati ma anche dal comune e oltre a quello anche le cartellonistiche che sono in sé culturale e di indicazione turistica. Io penso che sia algo importante, soprattutto a un momento lì che la sicurezza è diventata un argomento prioritario, ma soprattutto le amministrazioni comunali sanno che in questo momento hanno bisogno di una mano e noi ci rendi fa la nostra parte. Chiaramente, portando sempre in primo piano l'identità, che è l'identità furlana, e quindi insomma portare in primo piano che sono i nomi dei nostri paesi, alle alche che chiaramente valorizzerà il territorio e non si farà conoscere anche migliore sia di noi stessi che dai turisti che passeranno dai nostri paesi. Ecco. Il sport, ma anche la cronaca, sono 10.000 euro di multe che gli giudici sportivi alla data, alla società dall'Udine Pai Cors Quintri, dai tifosi napoletani, ste partite tra i Blancs e i Neri, sei partenopeus. La decisione è arrivata su indicazione dei delegati federali che ieri in presenza dal stadio. L'Udine è stato multato perché sia i sostenitori, si leita le motivazioni, in tal secondo tempo e hanno intonato corsi che insultavano i tifosi delle squadre contrarie con riferimento alle loro divinianze geografiche. E anche per le grazie di ben ascoltate, si vediamo domani sera, mandi.